Buonasera cari ascoltatori, bentornati allo spazio PU, Professionisti Imprenditori Uniti. Oggi in versione normale, al di fuori del DPCM, però non si sa mai, noi giustamente ci dobbiamo attenere a quello che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico decide ed emana per l'intera nazione. Anzi, è una brutta parola nazione, quindi per l'intera Repubblica. Ecco, così gli amici, i compagni del Comitato Centrale Tecnico Scientifico apprezzeranno di più. Chi vi parla è il vostro spalacazzate preferito, Federico. A fianco a me Mimmo Magnetta, evita di mettere tutti Sua i titoli. Eccellenza Mimmo Ancora. Magnetta, presidente dei Professionisti Imprenditori Uniti. Vi rammento che per ascoltare RPL, Radio Popolare, no, non è radio RPL, la tua radio, canale 740 del digitale terrestre. Vi rammento anche la pagina Facebook dei Professionisti Imprenditori Uniti, mettete un bel mi piace, così ci aiutate a informarvi e a informarci. Come ben sapete, purtroppo i nemici, gli avversari dell'impresa, del lavoro, della vita in generale non dormono mai, e in gran parte dormono, anzi non dormono, vivono e tramano in quel di Bruxelles. Ma noi siamo qua per svelarvi tutto quello che i nostri limitati sensi umani riescono a scoprire. E quindi ora passo la parola a Mimo, che sennò quello non parla mai e poi si ingazza che dice non mi fai mai parlare. E mo parla, vai. Dunque abbiamo con noi ospite, chi è che già abbiamo con noi, Fellone? Allora abbiamo con noi Antonio Fellone, che è il segretario nazionale del SINAPPE. Diciamo siamo coordinati nel Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, un caro amico dei Professionisti Imprenditori Uniti che magari ci farà gli auguri per il periodo natalizio e ci racconta un po' di quello che accade negli ameni luoghi. Più che altro ci deve fare la cronaca di quello che è stato l'incontro a cui abbiamo partecipato anche noi, ci racconterà, come Professionisti Imprenditori Uniti, con quel che c'è cattivone di Matteo Salvini, sì, che va in giro a fare volontariato sotto Natale. Sono cose che non si fanno, giusto Antonio? Ciao, buonasera ragazzi, buonasera a tutti i radioascoltatori. È sempre un piacere intervenire in diretta con voi. A parte siete simpaticissimi, ogni tanto però. No, diciamo che intanto auguri passati di Natale a tutti. Poi alla fine, a fine trasmissione, faremo gli auguri per il nuovo anno, che verrà, speriamo, molto meglio rispetto a quello che sta andando via. Niente che dire, è stata una bellissima giornata trascorsa con Matteo Salvini al carcere di San Vittore, come già capitato altre volte, perché tutti dicono che è un cattivone, che si fa pubblicità, ma noi che lo conosciamo bene sappiamo che non è così, perché comunque Matteo Salvini se fa quello che fa è perché ci crede realmente e tiene veramente al corpo di polizia penitenziaria, come tutte le forze di polizia. Ma in questo caso noi parliamo della polizia penitenziaria. Io ho sempre dimostrato comunque vicinanza al corpo, non solo domenica, ma da almeno 7-8 anni collaboriamo. Matteo Salvini è stato sempre dalla parte della polizia penitenziaria, che stava al 3% e oggi al 34%, non è proprio cambiato nulla, anzi. Ma a proposito di 2020, che tutti dipingono come un anno, oddio, è stato un anno tremendo per gli uomini e le donne della polizia penitenziaria, però è un anno in cui la polizia penitenziaria spegne un sacco di candeline, 30 se non sbaglio. Sì, dalla riforma del 90, sì, assolutamente. Dicembre 90, quindi è fresco il compleanno della polizia penitenziaria. Allora, auguri a tutti noi e a tutti i poliziotti che ci stanno ascoltando. Siamo ancora ragazzini, dai, 30 anni, non sentirli. Ecco, allora insomma, visto che viene l'anno nuovo, cosa possiamo augurare alla polizia penitenziaria in futuro? Visto che è un corpo che deve ancora crescere, possiamo dire che ha superato l'adolescenza, però non è ancora l'età adulta come vorremmo tutti. Guarda Fede, sul fatto che deve ancora crescere non sono d'accordo, perché fortunatamente il corpo di polizia penitenziaria, perché lo dice uno che comunque gira e ne conosce tanti di poliziotti, è abbastanza maturo, è veramente un bel corpo, ben formato. Il problema è che deve crescere forse chi si occupa della polizia penitenziaria, quella sì, ovvero deve dare le attenzioni che merita la polizia penitenziaria, perché come tu ben sai noi siamo sempre messi lì in secondo piano, difficilmente, ripeto,
tranne Matteo Salvini, difficilmente qualcuno si preoccupa delle problematiche che affliggono la polizia penitenziaria. E noi sappiamo Antonio, ti devo interrompere. Non è vero che c'è solo Matteo Salvini che si interessa della polizia penitenziaria, perché domenica dobbiamo ricordare chi erano anche gli altri politici presenti. C'era appunto... No, vabbè, io parlo a Matteo Salvini Lega. Se mi parli dell'europarlamentare Stefano Zambelli, del consigliere regionale Max Bastoni, del consigliere, anzi dell'assessore al welfare Stefano Bolognini, cioè spesso e volentieri... Noi parliamo di Matteo Salvini perché Matteo Salvini rappresenta in questo caso la Lega, no? E poi Matteo Salvini non ha fatto solo San Vittore, insieme ne abbiamo girati tantissimi istituti, siamo arrivati fino addirittura a Napoli. Chi mai se l'aspettava che un segretario della Lega andasse a visitare il carcere di Secondigliano a Napoli fino a qualche anno fa? Voglio dire una battuta, fatemi fare la battuta, visto e considerato che c'è qualche processo in corso, forse sta cominciando a conoscere prima i posti, appunto, che qualcuno vorrebbe che diventassero la sua nuova casa. Prima quello lo sogno, sì. Poco ma sicuro. Comunque appunto Matteo Salvini è venuto lì domenica, ha preso visione di quello che è la realtà dei lavoratori che appunto dentro San Vittore ci lavorano e non che ci sono detenuti. Oddio, a volte forse stanno peggio quelli che ci lavorano che quelli invece che stanno trattenuti per aver commesso reati. Perché San Vittore è comunque un carcere che ha le solite problematiche ormai da decenni, giusto? Che sono le problematiche che poi colpiscono tutto quanto il vostro settore, un po' in tutta Italia. Insomma, voi siete alle prese per esempio con nuove assunzioni, deve arrivare nuova gente, mi sembra di aver letto. Sì, sta partendo il corso allievi, fortunatamente. Finalmente, ma è solo l'inizio, perché comunque dovrebbero esserci altre assunzioni con lo scorrimento della graduatoria. Noi in merito abbiamo scritto e abbiamo chiesto comunque ulteriore personale, perché comunque siamo veramente stretti. Tornando a San Vittore, c'è un dato che ha fatto riflettere durante la visita. San Vittore abbiamo l'80% di detenuti extracomunitari, c'è una percentuale altissima, l'80% dei detenuti di San Vittore sono extracomunitari. E tanti di questi non sono di facile gestione perché parliamo sempre dello stesso problema, la psichiatria in carcere. Certo. Abbiamo tantissimi detenuti psichiatrici e veramente fai una fatica enorme a gestirli, che comunque ci troviamo di fronte a persone con dei problemi seri che tu non sei preparato, perché non siamo né psichiatrici né tantomeno operatori sociosanitari, noi dobbiamo fare i poliziotti. Il problema con la chiusura degli OPG ci ritroviamo anche queste persone qui in carcere. Le REM sono poche e piccole, quindi ce le ritroviamo in istituto e credimi ogni giorno è una battaglia. Se poi andiamo a guardare che tante volte quando dovete operare il contenimento forzoso di certe persone problematiche, poi c'è qualcuno... Veniamo anche accusati di essere, in quel caso veniamo pure accusati di essere aggressivi. Sì, venite accusati di questo, però per esempio io l'altro giorno ho saputo appunto di qualcuno di voi appunto della polizia penitenziaria che invece di fare opera di protezione verso i propri camerati, comunque verso i propri colleghi, invece ho fatto opera di denuncia. Io questa veramente la dovevo sapere, cioè la dovevo solamente sentire. Ognuno se ne assumerà le responsabilità di quello che dice, quello che fa, voglio dire. Però intanto chi fa opera di denuncia verso altri colleghi per queste situazioni si vede che disconosce del tutto quello che è la realtà carceraria. O forse la conosce poco, forse è qualcuno che invece che entrare dentro il carcere ha sempre vissuto in portineria, insomma. Appunto, o sui muri di cinta. Quando io parlo di disconoscere la realtà carceraria dico proprio questo. E fatela conoscere un po', fatela fare un po' di... È là che intendevo carriera. Che il corpo deve crescere, in quel senso là, perché purtroppo parliamo di un corpo che manca di formazione, di mezzi, anche di proiezione di carriera, perché ora siamo arrivati al famoso riordino delle carriere che ha permesso un leggero avanzamento di molti uomini e donne della polizia penitenziaria, però io in quel senso là intendevo la crescita della polizia penitenziaria, magari arrivare a un completamento del riordino, a una fornitura di divise, magari il nuovo anno potrebbe pure portare i nuovi distintivi di qualifica che hanno tutte le altre corpi e armi. Cosa sono i distintivi gradi, di qualifica? perché siccome la polizia penitenziaria è un corpo ordinamento civile,
dovrebbe avere riformati, perché il riordino prevede quello, dei nuovi distintivi di qualifica che hanno avuto tutte le altre armi e corpi dello Stato eccetto uno. Voi? Sì, è per questo sembra un po' una Cenerentola. Io in quel senso dico, Antonio Fellone, segretario nazionale del SINAP, qualche giorno fa postava il fatto che per esempio questo governo, il governo in carica adesso, aveva pensato a tutti quanti tranne che alla per il politica, Covid, sì. il decreto ristoro. Sì. Questa è la vergogna, insomma, evidentemente. Ma alla fine è stata dovete risolta la imparare cosa o ancora si... È stata inserita una parte per quanto concerne il pagamento degli straordinari, almeno quello, però poca roba rispetto a quello che... Cioè voi dovete ancora pensare, dovete ancora strillare per ottenere gli straordinari che vi sono dovuti. Cioè, ecco, questa è la situazione. Questa è una cosa terribile, però, insomma. Visto che parliamo di San Vittore, di morti, di coronavirus, purtroppo ci sono stati anche a San Vittore, vorrei ricordare Mario De Michele, ecco, visto che se n'è andato. Il primo morto di coronavirus faceva servizio a San Vittore, anche se di opera, però lavorava al numero provinciale di San Vittore, e sembrerebbe che abbia contratto il virus durante una traduzione di un detenuto in ospedale. Sì. Quindi, queste sono cose che purtroppo i media non dicono, ma è la triste realtà. E tutte le altre persone che comunque l'hanno contratto poi sono guarite, comunque sì, è stata una bella botta, ed è anche una bella botta a livello organizzativo, perché nessuno degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria erano, posso dire, preparate a gestire una mole di cambiamenti come sono avvenuti all'interno delle carceri, in questo caso a causa del coronavirus. Assolutamente sì. Allora, diciamo che, come ho già detto altre volte, la polizia penitenziaria va esaltata perché comunque non ci dimentichiamo che ha combattuto delle battaglie, ricordiamo tutti quello che è accaduto nel mese di marzo, no? Le varie ricolte in tantissimi istituti d'Italia, e lì va il plauso va a tutto il corpo di polizia penitenziaria, perché sono state gestite veramente bene, nonostante tutto ciò, tutto quello che stava accadendo in quel momento, no? Ce lo ricordiamo un po' tutti, fuoco e fiamme, anche a San Vittore, sì, in Campania, in Emilia Romagna, e tutto lo stivale. Quindi il plauso va a tutta la polizia penitenziaria per come si era gestita quella situazione. Nel contempo comunque gestivano anche la situazione Covid. La prima parte della situazione Covid ovviamente ha colpito più il nord Italia. Antonio, ti devo interrompere un'altra volta perché abbiamo con noi un altro gradito ospite che è il consigliere regionale nonché anche comunale di Milano, Max Bastoni, che era presente con noi domenica alla visita. Noi sul finire dell'incontro appunto di Matteo Salvini e di questi altri abbiamo acchiappato Max Bastoni e Stefano Bolognini e li abbiamo messi al corrente di quello che è un problema che deve essere risolto. Ecco, perciò ascoltiamo, riceviamo Max e così gli ricordiamo quello che è l'impegno che lui ha preso per il corpo della polizia penitenziaria in Lombardia, in Lombardia in particolar modo appunto per San Vittore. Max Bastoni, ci sei? Sì, eccomi qua, buonasera a tutti innanzitutto, ciao Mimo, ciao a tutti voi, vi ringrazio innanzitutto per il collegamento. Tu hai ciao visto... Max, buonasera. Buonasera Max, hai visto in che razza di guaio ti sei cacciato? Tu ogni volta che cadi nel tranello di accettare il nostro invito, poi dopo ti ritrovi a dover lavorare ancora di più. E lavorassi poco tu, perché come consigliere regionale e comunale tu sei uno di quelli che si dà più da fare, no? Ti ricordi che domenica avevamo parlato che appunto a Milano c'è questo problema e te lo spiega Federico, che è quello più ferrato in questo settore. No, in Lombardia c'è questo problema, no? Perché abbiamo una regione come il Veneto che è molto ben amministrata, che prevede il patrocinio della regione per in caso di denunce penali per le forze dell'ordine tutte, incluse la polizia penitenziaria, mentre in Lombardia abbiamo notato che è vero che coprono le forze dell'ordine, però eccetto una o due, la polizia penitenziaria e forse la polizia locale. E qua avevi promesso un impegno del gruppo della Lega e soprattutto tuo per correggere questa cosa, visto la pioggia purtroppo di denunce che colpisce gli appartenenti del corpo, cioè una persona va a lavorare e si becca pure la denuncia.
Sì, hai detto bene, hai riassunto tu bene la situazione, cioè quella appunto che manca un patrocinio nei confronti appunto di questi agenti che a volte purtroppo troppo spesso vengono denunciati, e la nostra idea è quella di unire il fatto di poter dare il patrocinio agli agenti di polizia penitenziaria che si trovano purtroppo in questa situazione, con un'altra idea, che è quella di creare la figura del garante della polizia penitenziaria, visto che in Regione Lombardia ci sono pressoché garanti per tutti, cioè il garante, alcuni giustissimi come quello dei minori, che appunto garantiscono i diritti appunto dei minori che purtroppo si trovano in situazioni magari di una famiglia che si sta per separare, però c'è il diritto, c'è il garante per i detenuti, ma manca il garante per la polizia, per diciamo gli agenti di polizia penitenziaria. Quindi la nostra idea sarebbe proprio questa, vista la vostra richiesta, che è quella di avere un patrocinio in caso di situazioni come quelle che tu giustamente stavi descrivendo, e quella di creare il garante. Questa è una proposta che faremo come gruppo Lega. Io sono già impegnato, tra l'altro sono in accordo con il nostro segretario provinciale Stefano Bolognini, che è anche assessore alla Regione Lombardia, che sarà quella appunto di presentare una mozione che preveda la creazione di un garante e della possibilità di dare il patrocinio a quegli agenti di polizia che, come dicevate voi giustamente, spesso non sono tutelati in caso di denuncia. Quindi questo è uno dei nostri impegni che ci siamo presi insieme a Matteo Salvini domenica, quando c'è stata questa importante visita alla casa circondariale di San Vittore, che tra l'altro giustamente ci è stata prospettato una situazione abbastanza grave per diversi aspetti. Una su tutte è quella della enorme, chiamiamola così, clientela che vi è all'interno di quel carcere, contro invece uno scarso numero di agenti che purtroppo devono lavorare in situazioni chiaramente di grande difficoltà. Max, scusami, sì, ma ti devo correggere, quella non è clientela, quella è utenza. La clientela è fatta di gente che ci va di sua spontanea volontà. Là ci sono tradotti o comunque portati. Hai ragione. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Molti si dimenticano che ci sono poi c'è chi va in carcere perché ha commesso un crimine, a volte ci vanno per degli errori, bisogna anche riconoscere questo, poi però ci sono anche delle persone che ci lavorano per scelta, e questi sono sicuramente, tra questi ci sono sicuramente gli agenti di polizia penitenziaria, che tra l'altro fanno un lavoro incredibile, perché oltre a essere degli agenti di polizia sono anche dei veri e propri psicologi, perché capite bene che spesso hanno a che fare con personalità molto complesse, diciamo così. Tra l'altro poi c'è stato illustrato la situazione che vede che sull'utenza di San Vittore l'80% sono di origine extracomunitaria, e questo deve fare molto riflettere, anche perché il direttore, nel colloquio che abbiamo avuto con Matteo Salvini, ci diceva come spesso sono persone che, ovviamente venendo da culture molto differenti dalle nostre, per esempio ci ricordava come non vogliono l'utilizzo dei materassi, e quindi c'è questa difficoltà anche della propria normale convivenza all'interno di un qualcosa che comunque è una comunità, che deve essere gestita, che deve avere delle regole, e che appunto ovviamente quando vi ha una così grossa parte che proviene da culture così distanti. Io avevo già avuto un colloquio, perché io faccio parte della commissione carceri di Regione Lombardia, avevo già parlato col direttore di San Vittore, come mi diceva che addirittura alcuni provengono da situazioni così gravi e così di grossa difficoltà, che non vedono il carcere come una vera e propria punizione. Anzi, no, è un privilegio il carcere per tanti. E quindi per loro, ecco, diciamo, non la vedono come una sorta di punizione o di situazione punitiva,
E quindi anche questo diventa un caso di gestire delle persone che non hanno assolutamente paura di finire in carcere. Max, ascolta, visto che abbiamo con noi Antonio Fellone, che è il segretario nazionale del SINAP, lui ti voleva chiedere qualcosa. Antonio, ci sei? Certo, ascoltavo con attenzione le parole. Hai sentito l'impegno che si è preso Max appunto nei confronti appunto del tuo comparto? Assolutamente sì. È ovvio che a me una cosa non piace, è la parola garante della polizia penitenziaria, semplicemente perché i garanti della polizia penitenziaria secondo me sono i sindacati, ma chi fa attività sindacale seria, con passione, voglio dire che pensa realmente a quelle che sono le problematiche, a cuore le problematiche della polizia penitenziaria. Attenzione. E quello che a me non piace è la parola garante per la polizia penitenziaria. Il garante della polizia penitenziaria deve essere un ottimo sindacato, un buon sindacato, allora sì che è il garante della polizia penitenziaria. Per quanto concerne quello che ha detto Max, sono d'accordissimo, perché comunque noi abbiamo bisogno di una tutela da parte dei governatori, diciamo, dei politici, con delle leggi, con qualcosa che comunque tuteli le forze di polizia, perché man mano più passa il tempo e più le stanno disarmando, e non parlo solo della polizia penitenziaria, ma parlo a carattere generale. Quindi noi al legislatore quello chiediamo, comunque delle tutele per le forze di polizia a 360 gradi. Max, cosa rispondi ad Antonio Fellone? Guarda, in Regione Lombardia, come in tutte le regioni e anche a livello nazionale, il garante è chiaro che ci sono i sindacati e ci sono altre istituzioni che possono, diciamo, difendere gli interessi di determinate categorie. È altrettanto vero però che le istituzioni hanno provveduto, e ripeto, anche in Regione Lombardia, a creare il garante del detenuto, che da un certo punto di vista è giusto che venga garantito, perché ricordiamoci che comunque parliamo di persone, però mi sembra altrettanto doveroso da parte delle istituzioni creare una figura che garantisca gli stessi diritti e che faccia in modo che le istituzioni si facciano promotori perché vengano tutelati sia i detenuti ma anche la polizia penitenziaria, perché c'è una forte differenza, lo ricordavo in precedenza. I detenuti sono in carcere perché hanno commesso un reato, gli agenti di polizia penitenziaria sono in carcere perché hanno deciso di lavorare e mettersi a disposizione della comunità, ed è un lavoro veramente difficile. Io ho avuto modo di conoscere la realtà della polizia penitenziaria anni fa, quando alcuni miei amici mi hanno portato per la prima volta a conoscere quello che avveniva all'interno delle carceri, per esempio negli alloggi destinati agli agenti che per 2 soldi non sono magari in grado di pagarsi un affitto a Milano e che possono magari alloggiare all'interno di San Vittore. Sono alloggi che sono non degni di essere parificati a quelle che sono le celle dei detenuti. Quindi io ritengo che sia doveroso da parte nostra, se non vogliamo non chiamiamolo garante, chiamiamolo in qualche altro modo, però io penso che le istituzioni a questo punto debbano farsi portatrici di mantenere anche alto l'interesse per figure come quella dell'agente di polizia penitenziaria. Vabbè, chiamiamolo garante, creiamo un fondo di garanzia. No, oppure chiamiamolo un cane da guardia. Chiamiamo un fondo di garanzia, un fondo economico, perché appunto cioè, io non posso sentire che un servitore dello Stato poi si debba pagare l'avvocato in privato, cioè secondo me è una cosa assurda. Però, perdonatemi un attimo, tornando al discorso delle caserme volevo dire una cosa. Proprio, mi volevo riallacciare a quello che diceva Max. Ad oggi ancora San Vittore i colleghi dormono in un'ex sezione, in delle celle ristrutturate e fatte diventare poi caserme. Attenzione. Allora, fermi tutti, abbiamo la pubblicità perché se no ci segano. 45 secondi e ritorniamo in linea. Pubblicità. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL,
la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune, ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL. Buon Natale da Sammy Varin. Eccoci qua, tornati, Spazio Più, Professionisti, Imprenditori Uniti. Stiamo parlando della visita di Matteo Salvini a San Vittore e tutte le problematiche annesse e connesse non solo a San Vittore ma negli istituti penitenziari della Lombardia, di tutta Italia, con Antonio Fellone, segretario nazionale del Sinape, e Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega Lombardia e a Milano. Quindi Antonio. No, dicevo che proprio di questo parlavamo l'altro giorno con il direttore, con Matteo Salvini, che il direttore diceva a Matteo il fatto che comunque ancora oggi, purtroppo, perché comunque non ci sono fondi, non ci sono strutture, anche se Regione Lombardia sembra che stia provvedendo a qualcosa per quanto concerne la polizia penitenziaria, ad oggi ancora i colleghi dormono in ex celle a San Vittore. Delle caserme, cioè dell'ex cella adibite a caserme oggi, ex sezioni detentive. Quindi credo che Federico mi possa dare conferma su questo, perché credo anche lui abbia delle notizie in merito, no? Quindi è una situazione anche questa che va rivista, perché assolutamente nel 2020 possiamo pensare a una cosa del genere. Dovrebbe pensarci il governo centrale, visto che la competenza della giustizia, come dice titolo quinto e Costituzione, è competenza del governo, e quindi anche il sottosegretario Ferraresi, no, che ha fatto tanti bei video, magari qua però mi viene passato l'assist, poi mi dicono che sono polemico, però il sottosegretario Ferraresi che fa bellissimi video, dice grazie a me la polizia penitenziaria è il governo migliore del mondo, assunzioni e cose, tirate fuori un po' di soldini e soprattutto realizzate tanti bei progetti dove magari possono anche lavorare i detenuti, allora là andiamo anche a recuperare e a redimere tantissime anime in pena, recluse nel sistema penitenziario, insegniamo un lavoro a tante persone che magari uscendo possono andarlo a fare, nel contempo diamo una sistemazione dignitosa ai servitori dello Stato, agli uomini e alle donne di polizia penitenziaria, che purtroppo sia nelle caserme che nelle sezioni detentive di dignitoso c'è davvero poco. Parliamo di topi, acqua che piove, sistemi di riscaldamento che non ci sono, sistemi elettrici che fanno pena, e tu Antonio me le sai dire pure meglio di me, ci sono topolini dappertutto, no? I topi e il carcere è un binomio inscindibile in Italia. Assolutamente sì, purtroppo non è l'unica struttura San Vittore, in tantissime strutture abbiamo questo tipo di problematiche, purtroppo. Antonio, questo problema, il legislatore centrale ha come interesse, l'interesse suo primario è quello della figura del garante dei detenuti, no? Parlavamo prima, che per me è una figura, uno, inutile, ma due, soprattutto offensiva per i direttori e per tutto il corpo di polizia penitenziaria, perché mettendo la figura del garante dei detenuti significa pensare minimamente che ognuno di noi non faccia il proprio dovere, e questo è veramente un qualcosa di triste. Poi soprattutto quando vanno a individuare delle figure, parliamo del garante dei detenuti della regione Campania, un ex Galeotto che ha fatto 30 anni di galera, pensate un attimo voi il bene che lui vuole alla polizia penitenziaria. Quindi voglio dire, che figura è? Cioè, cosa serve il garante dei detenuti? È la sindrome di Stoccolma, Antonio. Perché qualcuno magari mette in dubbio allora l'operato della polizia penitenziaria, ma anche la figura dei direttori a sto punto. E anche la magistratura di sorveglianza, perché anche a quello... Assolutamente sì. La figura del garante del detenuto non serve a nulla, veramente vedete, non serve a nulla. Perché comunque fino ad oggi cosa ha portato? Ditemi cosa ha portato. Un sacco a delle denunce ai danni dei colleghi, finite poi tutte comunque archiviate, fortunatamente. Voglio dire. Poi, ripeto, parliamo del garante dei detenuti di Regione Campania. Conosciamo tutti che basta andare su Google, digitare il nome,
siamo a posto. C'è una persona che si è fatto 30 anni di galera a Poggio Reale, ripeto, che idea è la conosce, Poggio Reale lo conosce bene, allora, insomma. Di sicuro che amore può avere per la polizia penitenziaria. Ascolta Antonio, comunque abbiamo qua con noi appunto Max Bastoni, che appunto è il segretario della commissione carceri della regione Lombardia. Chiediamo a Max Bastoni un impegno concreto per esempio gli alloggiamenti degli agenti della polizia penitenziaria che appunto a proposito di Milano, però voglio lanciare Milano per non parlare di quelli che stanno a Como, perché non è che gli alloggi degli agenti a Como siano meglio. Però Milano ha un grande sindaco che si chiama Sala, detto Beppe dagli amici, che è lui uno dei suoi più grandi provvedimenti che ha rivendicato con orgoglio è diminuire gli alloggi demaniali riservati alle forze dell'ordine dal 10 al 3%, e sicuramente Max Bastoni ce lo saprà dire meglio di noi. Sì, questa per esempio è invece una cosa che noi come Regione Lombardia vogliamo andare esattamente nella direzione opposta. Noi vogliamo creare quel mix sociale innanzitutto all'interno dei quartieri popolari, quindi fare in modo che purtroppo spesso i quartieri popolari sono in qualche modo occupati da anche persone che sono legate alla micro e macro, a volte anche criminalità. Quindi l'idea di Regione Lombardia è creare un mix sociale, cioè fare in modo che ci siano in quasi tutti i quartieri anche rappresentanti delle varie forze dell'ordine, e pertanto noi nel nostro regolamento abbiamo messo una percentuale che sia destinata alle forze dell'ordine in generale, fra le quali anche ovviamente gli agenti di polizia penitenziaria. Sbaglia Sala a voler abbassare la quota, perché vuol dire cercare di ridare, cioè fare in modo che questi quartieri che hanno già centinaia di problematiche a quelle famiglie che invece sono ben lontane nel voler far rispettare le regole. Quindi avere anche agenti di polizia penitenziaria, agenti della polizia dello Stato, dei carabinieri, vuol dire dare anche una certa garanzia che comunque la socialità all'interno di quei quartieri è garantita, proprio perché ci sono persone che ovviamente facendo parte di forze dell'ordine in qualche modo garantiscono una sorta di rispetto delle regole. Grazie Max, grazie per questa tua risposta, però non fare il politico, anzi non fare il politico, altrimenti abbiamo fatto una domanda più precisa. Gli agenti di polizia penitenziaria che appunto a San Vittore stanno in alloggi che fanno veramente pena e paura, cosa può fare Regione Lombardia per questi ragazzi, per questi uomini? Ci sono anche uomini maturi che vivono accasermati da decenni, no? Regione Lombardia può fare qualcosa e invece solamente può per esempio scucire qualcosa a livello finanziario in maniera da permettere una miglior anzi una decente abitabilità alle celle in cui vivono, anzi alle stanze in cui questi agenti vivono? Allora, dal punto di vista abitativo, quello che può fare Regione Lombardia, essendo ALER un'azienda regionale, ed è ALER che gestisce il patrimonio, chiamiamolo così, demaniale delle case popolari, può mettere a disposizione degli agenti di polizia penitenziaria una percentuale dedicata proprio agli agenti di polizia penitenziaria, e questa è la nostra intenzione. Già noi lo abbiamo fatto inserendo nel nuovo regolamento per le assegnazioni anche gli agenti di polizia penitenziaria, che prima non c'erano. Ricordiamoci che prima si parlava di agenti di polizia dello Stato. E questo l'avevi già detto prima, ti ripeto, per gli alloggi all'interno della caserma di San Vittore, Regione Lombardia può fare qualcosa o no? Oppure potete solamente intervenire politicamente sul governo centrale chiedendo al ministro della giustizia di fare il suo dovere? Essendo il Ministero della Difesa che ha diciamo così, la proprietà delle carceri,
è ovvio che chi può intervenire in maniera diretta è lo Stato. Quindi noi possiamo in qualche modo farci promotori, anche grazie al fatto che Regione Lombardia ha istituito la Commissione Carceri, che è una commissione speciale, quindi non è una commissione permanente, ma abbiamo voluto istituirla proprio per questo, per andare a conoscenza delle realtà all'interno delle carceri. Qualcuno pensava che servisse solo per andare a capire quale fosse la situazione dei detenuti, invece noi l'abbiamo voluto istituire proprio per questo, e quindi poter fare in modo che grazie alle nostre istituzioni, grazie anche alla nostra azione politica, il Ministero della Difesa e lo Stato si premunisse affinché anche la situazione della polizia penitenziaria migliorasse. Dopodiché, ripeto, in questo caso e in questa determinata voce è ovvio che chi ha in mano il pallino della situazione è il Ministero della Difesa e quindi, della giustizia, scusami, forse l'ho ripetuto per 3 volte, ho detto 3 volte difesa, invece è della giustizia, e quindi è evidente che chi può decidere in primis è il Ministero della Giustizia e pertanto lo Stato. Allora tu puoi confermare ad Antonio Fellone, segretario nazionale del SINAP, che da domani in poi comincerete a tormentare Ferraresi? Che appunto... Assolutamente sì, io penso che oltre a cosa assolutamente giusta, quella di andare a cercare di migliorare gli alloggi all'interno delle caserme, ci sia anche una situazione economica generale della polizia penitenziaria. Cioè, io so benissimo che con lo stipendio di agente di polizia penitenziaria, per esempio a Milano, non si possa vivere. E su questo secondo me bisogna intervenire. Come, ripeto, bisogna intervenire nel dare una grossa percentuale, se vogliamo la possiamo anche aumentare, di alloggi delle case popolari agli agenti di polizia penitenziaria, perché penso che sia doveroso per chi viene a, come hai detto tu giustamente, servire lo Stato, gli sia garantita la possibilità di poter vivere, perché è evidente che in una città come Milano, con uno stipendio da agente di polizia penitenziaria non si possa vivere, non ci si possa permettere un affitto, non ci si possa permettere tante cose. Quindi è chiaro che su tutte queste voci Regione Lombardia, ma non solo Regione Lombardia, tutte le istituzioni devono farsi promotrici affinché vengano, ed è da qui che noi crediamo che sia necessario, giustamente i sindacati rivendicano il loro ruolo ed è giusto che lo rivendichino, però poi ci sono le istituzioni che devono farsi promotrici e quindi è giusto anche creare delle figure che possano garantire agli agenti di polizia penitenziaria, ma anche agli agenti di polizia di Stato, ai carabinieri, ai servitori dello Stato, come dicevi giustamente tu, tutti quei diritti che oggi troppo spesso sono dimenticati. E quindi vengono spesso ricordati i diritti dei detenuti e troppo spesso dimenticati quelli di chi invece è in carcere perché ha deciso di servire lo Stato facendo un lavoro che è molto molto difficile, molto più difficile di quello che poi ci vogliono far credere. Ascolta, ti faccio fare un'altra domanda ad Antonio Fellone, che poi appunto saluteremo, perché poi tu non te ne puoi scappare perché ti dobbiamo interessare di un altro problema che è sorto fra ieri e oggi. Antonio. Eccomi Mimmo, no, ne approfitto della presenza di Max perché più che una domanda volevo fargli una proposta, una richiesta. Da poco è stato eletto il nuovo presidente, no, della Commissione Carcere Lombardia, Farattini, se non erro. Okay. Ma proporre magari, ovviamente quando il peggio passerà, parliamo di Covid, un giro in regione nei vari istituti per valutare quella che è la situazione delle caserme degli istituti? Ma sì, noi l'avevamo già fatto, noi siamo già... No, io dicevo di parlare prettamente delle caserme agenti, per vedere quello che è lo stato delle caserme agenti, perché comunque ho visto assolutamente che hanno girato, ma non guarda giustamente la sezione detentiva, il detenuto. Noi se si poteva fare un qualcosa magari solo ed esclusivamente per la polizia penitenziaria, in questo caso per le caserme agenti. Quindi è una proposta.
faccio io. Assolutamente, io la faccio mia. Noi siamo assolutamente a vostra disposizione. Va bene, grazie. Antonio Fellone, saluta un attimino, non siamo riusciti a collegarci con Anna Lamarca perché abbiamo problemi tecnici qua con le linee telefoniche. Bene. Saluta Bastoni, dai, saluta i io tuoi colleghi. Faccio gli auguri, Certo. faccio gli auguri per un buon 2021 a Max e ai suoi cari e a tutta la regione Lombardia, e ovviamente gli auguri li faccio veramente sentite col cuore anche a tutta la polizia penitenziaria, a voi e ai vostri cari. Speriamo in un 2021 veramente migliore, perché ce lo meritiamo. Le piene del 2020. Antonio, però perdonami, non dobbiamo sperare, ce lo dobbiamo guadagnare, perché qua se non ci guadagniamo le cose non ci arrivano. Guadagnare, insomma, non è mica colpa mia, tua o di Federico, che ci siamo ritrovati a combattere con il Covid e con le rivolte in carcere. Certo. Quindi voglio dire, ce lo dobbiamo augurare più che guadagnare. Poi se viene, ovviamente quello che deve venire in più, quello ci dobbiamo guadagnare. Però almeno la serenità credo che vada augurata a tutti, ce la dobbiamo augurare anche noi. Allora un grazie ancora ad Antonio. A tutti voi, ancora auguri e buona serata e buona continuazione. Grazie Antonio. Allora salutiamo ragazzi. Antonio Fellone, segretario nazionale del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Max, ci sei? Sì, ci sono qua. Allora, caro Max, io appunto ti devo mettere a conoscenza di quello che è un problema che è spuntato fuori ieri. Cioè tu sai appunto che praticamente noi da luglio fino a poco tempo fa abbiamo portato avanti un impegno per quello che era il rinnovo delle concessioni dei mercati ambulanti, i mercati sulle aree scoperte. Praticamente Regione Lombardia pochi giorni fa insomma ha emesso una delibera in cui appunto stabiliva che le concessioni venivano rinnovate automaticamente, che non sarebbe stato chiesta nessuna documentazione ai commercianti ambulanti, in quanto tutte le documentazioni che necessitano sono già in possesso di quelle che sono le amministrazioni comunali o regionali. Insomma, dato che esiste una legge dello Stato che impedisce di chiedere alle persone un documento di cui è già in possesso l'amministrazione pubblica, a Bassanini, se non erro, i vari decreti Brunetta. Praticamente, Regione Lombardia ha stabilito questa cosa qua. Cosa fa il sindaco Beppe Sala? No? Te lo dico, è proprio una cosa fresca. Ha stabilito che invece gli ambulanti, per avere il rinnovo delle proprie concessioni sulle aree dei mercati scoperti di Milano, devono presentare una istanza, una richiesta con allegata un'autocertificazione. Come quella del DPCM. Ti posso dire così, mi sono un po' rotto le palle, no? Perdonami, perché mi perdonassero anche le ascoltatrici e gli ascoltatori. Le palle di neve. Cioè, noi appunto abbiamo fatto di tutto perché appunto gli ambulanti avessero le loro concessioni rinnovate automaticamente, considerato che appunto in pratica abbiamo fatto una strenua lotta, sostenuti soprattutto da Matteo Salvini, contro la direttiva europea Bolkestein. Noi appunto avevamo fatto abolire la Bolkestein, hanno tentato di presentarci in un'altra maniera, hanno fatto questa cosa in cui in pratica ripeto, con la legge, con una delibera, un'ordinanza regionale del 22 al 24 luglio scorso, in cui in pratica facevano una cosa, cioè rimettevano una sorta di Bolkestein un pochino anacquata. Regione Lombardia qualche giorno fa dice che invece le concessioni si devono intendere automaticamente rinnovate. Il sindaco Sala fa questa porcata in cui appunto dice che ogni operatore ambulante deve presentare una istanza di richiesta e praticamente anche con tutta una serie di documenti. Cioè questo il sindaco Sala ci fa o ci è? Io ti metto al corrente di questa cosa, sì, tu sei consigliere comunale, in questo momento ti sto investendo di questa problematica, che tu come consigliere regionale hai partecipato a una delibera in cui appunto si metteva in sicurezza il posto di lavoro degli ambulanti, e come consigliere comunale però ti ritrovi appunto a subire questa cosa. Cioè, ma vedi, allora tu sai bene che ne abbiamo parlato tante volte, cerchiamo ovviamente, a volte si sbaglia, però cerchiamo di fare gli interessi di tutti gli ambulanti, indipendentemente
dalle iscrizioni o meno a questa o a quella associazione. Evidentemente il sindaco Sala preferisce parlare solo ed esclusivamente con alcune associazioni e una in particolare. No, in due, perché chi ha fatto il comunicato è stato Franco Sacco di Anva Confesercenti, cioè perché appunto certe cose le manovra Enrico tramite Barbieri, che è l'omino che sta in consiglio comunale a Palazzo Marino. Omino? No? Io non voglio però fare stavolta... perché magari gli ascoltatori questi nomi non gli dicono nulla, però ma io dopo sul post che scriverò in accompagnamento alla trasmissione ce li metto, nome, cognomi e qualifiche, insomma qua bisogna finirla con sta tarantella. Ma bisogna fare anche... loro vogliono evidentemente così si va verso le elezioni nel 2021, le più grosse organizzazioni hanno interesse a gestire, e tu lo sai bene perché tu lo fai, sei del settore, certo. Sai bene quanto poi sia importante la parte di sbrigo delle pratiche burocratiche. Queste organizzazioni sono quelle che da quel punto di vista sono meglio organizzate e quindi possono gestire e farsi pagare questa attività e quindi chiedere poi il tesseramento, ma sappiamo tutti ormai cosa succede, l'abbiamo capito bene. Quindi il Comune di Milano, per accreditarsi verso queste organizzazioni che sono le più grosse da un certo punto di vista, ecco, magari non numerico come vogliono far credere, però sono diciamo quelle più ricche. Ecco. E ci sono elezioni, no? Quindi qualche spicciolo fa comodo. E quindi dialoga non tanto con gli ambulanti, cosa che abbiamo voluto fare noi, e tu sai bene, come per esempio io e il mio collega Gianmarco Senna abbiamo sempre dialogato con chiunque venisse lì, non abbiamo mai chiuso la porta. E aggiungiamoci anche l'Ascurati, aggiungiamoci Andrea Monti, aggiungiamoci anche tutti voi, certo. Io parlo dei miei consiglieri, i miei colleghi consiglieri della Lega, ci siamo sempre, indipendentemente da chi venisse a bussare alla porta del nostro ufficio, abbiamo sempre aperto senza guardare a quale organizzazione appartenesse. Certo. E evidentemente per Sala invece parla alle organizzazioni, non parla agli ambulanti. Però perdonami Max, io devo abusare di te, devo approfittare della tua disponibilità. Sai perché? Sì. È successo che il comune di Milano appunto ha detto che Franco Sacco l'ha ripetuto in un video pubblicato ieri, in cui entro il 31 dicembre, cioè dopo domani, no? Praticamente il comune doveva tirar fuori la modulistica, che poi gli ambulanti entro il 31/12/2020, ripeto, dopo domani ci sarebbero questo obbligo, dovevano produrre attraverso online, con la PEC, una cosa o l'altra, tutta la documentazione. Il comune di Milano a tutt'oggi ancora non ha emesso nessun comunicato, non ha ancora consegnato niente. Ripeto, questo è un modo terroristico, ripeto, è un modo appunto, hanno rovinato il Natale a tanti venditori ambulanti, vogliono rovinare evidentemente anche il fine anno e l'inizio. Tu come consigliere comunale puoi tirare le orecchie al sindaco Sala e dire non ci si può comportare in questa maniera. Dobbiamo farlo tutti, perché noi ricordiamoci che il sindaco Sala è sindaco perché qualcuno l'ha votato, quindi noi dobbiamo tutti ricordarci queste cose, le varie categorie, parliamo degli ambulanti, sì, certo. Quindi che se lo ricordino gli ambulanti. Noi dobbiamo farlo tutti, noi possiamo fare migliaia, centinaia di interrogazioni, mozioni, delibere, ordini del giorno, tutto quello che vogliamo, comunicati stampa, possiamo fare anche manifestazioni. Poi però al momento del voto bisogna ricordarsele queste cose. Però Max, qua mi permetto io, però anche il centrodestra al momento del voto deve candidare gente degna e non Parisi, perché Parisi ovunque l'hanno candidato ha perso, era sinceramente invotabile, qua mi permetto io. Scusami, io ho da ridire su questo. Parisi ha perso per veramente pochissimi. Anche nel Lazio voti. Ha perso per pochissimi. Ha perso per pochissimi voti, non è stato una debacle. Diciamo che Sala ha vinto di poco, dopodiché abbiamo visto tutti i danni anche in questi giorni con l'emergenza neve che ha lasciato sulla nostra città. È per questo che è importante, però ribadisco, stiamo parlando degli ambulanti, mi vengono in mente i tassisti, mi vengono in mente
i giustrai, quelli delle fiere, i ristoratori, gli albergatori. Che sono tutte attività che hanno un grande ruolo, soprattutto sulle coscienze delle persone, perché lavorano a stretto contatto con la cittadinanza e quindi anche con gli elettori. E queste cose bisogna fargliele ricordare, bisogna fargliele ben presenti. Va bene. Bisogna ricordare al momento del voto. Max, sicuramente io farò la mia parte per dare una mano appunto a tutti quelli che hanno aiutato i lavoratori del commercio, ambulanti anche in sede fissa, e assieme a tutti i miei amici, colleghi dei mercati sicuramente ci troverete al vostro fianco, e anzi se necessario anche avanti se possibile. Ora però il regista ci dice che è terminato il nostro tempo, perciò ti invito a fare giuramento di portare avanti fino alla fine la lotta in comune a Milano, no? Vabbè, scherzo. Sul carroccio. Approfitto appunto di potervi fare gli auguri, visto che questa è l'ultima trasmissione prima della fine dell'anno, tanto noi poi dopo ci vediamo, ti vengo a trovare direttamente in consiglio. Certo, lo sai, tu sai dove mi puoi trovare. Sì. Quindi vi faccio gli auguri ovviamente a voi e a tutti gli ascoltatori, nella speranza che il 2021 sia un anno decisamente migliore di quello che sta terminando, e soprattutto anche dal punto di vista politico, visto che ne abbiamo appena parlato, per esempio a Milano si cambi qualcosa. Un buon anno veramente a tutti dal più profondo del cuore, grazie a tutti. Grazie Max. Grazie a Max Bastoni, consigliere Lega, Comune di Milano e Regione Lombardia. Con questo vi salutiamo, vi invitiamo ad ascoltare sempre RPL, la tua radio, anche nel canale 740 del digitale terrestre, in tutti i media disponibili e immaginabili, dalla Digital Radio alle varie app. Ci ritroviamo martedì prossimo, sempre qua su RPL, la tua radio, alle 19:30. Ale. Ma il 2021. Avete ascoltato Spazio Più.